Il Consiglio Nazionale di Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC e Casse Rurali, per il triennio 2018-2021 ha nominato 2 vicepresidenti, il friulano Luca Chialini, vicario, presidente della Federazione BCC FVG e di Banca Ter, è stato nominato infatti vicepresidente vicario. Confermato il presidente nazionale Augusto Dell'Erba. Nel nuovo Consiglio Nazionale di Federcasse, oltre che il presidente, i 2 vicepresidenti e il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, entrano anche altri 2 corregionali, Carlo Antonio Feruglio, presidente delle BCC di Steranzano e Villesse, e Luciano Sartoretti, presidente di Credi Friuli. Il credito cooperativo sta vivendo un momento straordinario di grande trasformazione, ha detto Occhialini. Perciò è importante continuare a lavorare insieme per affermare i valori che accomunano tutte le BCC, oltre la tradizionale attività bancaria industriale. Questo sarà il mio impegno prioritario all'interno del Consiglio.